Fuori il vento soffia forte e sul PDL da giorni si abbatte una tempesta. Fuori gele, al congresso del PDL il termometro dice che non tira buona aria. È giorno di congressi in tutto il Veneto, anche se il calendario dice che il posticipo più interessante si gioca domani a Vicenza, dove per prima era scoppiata la bufera. È la prima volta che il PDL elegge i coordinatori provinciali partendo dal basso. Niente più diktat, niente più imposizioni dall'alto. A Treviso la partita è a due. Da una parte Fabio Chies, appoggiato dall'ex ministro Maurizio Sacconi e dall'assessore regionale Remo Sernagiotto, dall'altra Franco Conte, dell'ala degli ex Galagnani. Per entrambi la parola d'ordine, a prescindere da come andrà a finire, è fare chiarezza. Chiarezza sulle questioni dei falsi tesseramenti che ha scosso anche la Marca. Io ritengo che sia stato inutile fare tessere false se qualcuno veramente l'ha fatte, anche perché questo congresso non presenta deleghe, per cui potrà votare solamente chi porterà la propria carta d'identità e dimostrare di essere iscritto al partito. Io credo che la prima cosa sia quella di chiedere scusa a chi eventualmente è stato inserito in maniera indebita in queste liste. Seconda cosa, depennare, fare pulizia e vedere chi sono effettivamente gli iscritti. Oltre 1000 i moduli incompleti, il 20% del totale, domande di iscrizione alle quali manca la fotocopia della carta d'identità e tra i tesserati fantasma in provincia spicca il nome del sindaco leghista di Codognè, Roberto Bet. Se c'è qualcuno che ha fatto queste cose saranno portate alla luce dopo il congresso e saranno presi i provvedimenti. È scandaloso proprio e sarebbe da espellere chi le ha fatte, da mandarlo fuori dal partito perché non porta prestigio a un partito. Penso che sia una montatura ad hoc per screditare un partito che è radicato sul territorio. Lascia tutti con l'amaro in bocca e ci pone degli interrogativi sul come gestire questo tipo di avvenimenti congressuali per il futuro. Tessere sospette, forse per dare un peso diverso alle correnti, ma per i vertici del PDL è un rischio dovuto alla libertà concessa a tutti i cittadini di iscriversi al movimento. Chiunque può fare domanda di iscrizione, perché basta andare su internet, basta scaricare il modulo, basta pagare una cifra che poi ci è voluta modestissima, 10 euro, e tu sei un aspirante iscritto al Popolo della Libertà.